Family Care nasce nel 2015 come divisione di Open Job Metis per ricercare, selezionare ed assumere assistenti familiari. Assumiamo noi regolarmente l'assistente familiare, quindi la famiglia non deve gestire nulla a livello burocratico amministrativo e allo stesso tempo non deve gestire la sostituzione del personale. Vi aspettiamo per una consulenza gratuita. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. In apertura al maltempo, o meglio alla conta dei danni dopo i temporali di ieri. In attesa del caldo africano previsto per i prossimi giorni, oggi tanti nel Varesotto hanno approfittato della giornata di sole per risolvere i problemi creati da acqua e vento. Vediamo il servizio di Marco Croci con immagini dell'agenzia Blitz. Era stata preannunciata e puntuale si è verificata. Nella serata di ieri è arrivata la seconda ondata di maltempo prevista per la giornata. Dopo le devastazioni provocate all'alba, in particolare nel Tradatese, intorno alle 21 le perturbazioni hanno colpito il medio verbano. Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona tra Gemonio e Cittiglio, con violenti acquazzoni che hanno messo a dura prova i riflessi degli automobilisti. Grandinate poi su Vergiate, Ternate e Sesto Calende. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per piante cadute a Gornate Olona, Taino e Carnago. In totale, nel corso della giornata, sono arrivate 260 richieste di soccorso. A parte qualche goccia oggi all'ora di pranzo, all'orizzonte non si vedono nuvole e anzi il pensiero è già al caldo africano in arrivo la prossima settimana. Gallarate piange la morte dell'ex sindaco Edoardo Guenzani, scomparso a 79 anni dopo una lunga malattia. Vediamo il servizio della redazione. Gallarate in lutto per la scomparsa di Edoardo Guenzani, figura di spicco della politica locale, sindaco della città dal 2012 al 2016 con una giunta di centrosinistra. Avrebbe compiuto 80 anni il 25 agosto. Guenzani è morto mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Era da tempo afflitto da una malattia. Di professione ingegnere strutturista, era entrato nella scena politica nella seconda metà degli anni '80. Concepiva questo ruolo in modo sobrio, pacato, senza sparate. La politica urlata non gli apparteneva. Tanti oggi messaggi di cordoglio, anche l'attuale sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che superò Guenzani nel 2016, gli ha dedicato un pensiero carico di stima. È stato un politico, un professionista che ha inciso nella storia della città degli ultimi 50 anni. Perdiamo un uomo di grande valore. E spostiamoci ora sul Mottarone, dove dopo la tragedia che nel maggio 2021 era costata la vita a 14 persone, sono state completate le operazioni di rimozione dei cavi della funivia. Vediamo il servizio della redazione. Sono state terminate le operazioni di rimozione del cavo d'acciaio che si è spezzato nella tragedia della funivia del Mottarone il 23 maggio 2021, tragedia costata la vita a 14 persone. L'intervento è stato eseguito in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Verbagna su incarico della procura. La fune metallica, che ha una lunghezza di oltre 5 km, rappresentava un pericolo per gli escursionisti che frequentano boschi e sentieri alle pendici della montagna. Parte delle spire si era avvolta sugli alberi e sull'erba. I vigili del fuoco hanno sezionato il cavo in spezzoni più corti, l'area era stata chiusa al pubblico per garantirne la sicurezza. E ora andiamo a Varese, dove sono iniziati i lavori per l'ampliamento del parco della storica dimora Villa Milius. Vediamo il servizio di Elisa Petrocelli con immagini dell'agenzia Blitz. Uno spazio verde di 750 metri quadrati si aggiunge a Villa Milius. Il progetto vedrà la realizzazione di un giardino delle meraviglie, composto da un roseto, con diverse varietà di rose rampicanti sorrette da 16 archi, siepi, aiuole fiorite, bordure di erbe aromatiche, specie arbustive, agrifoglie ornamentali e specie di alberi diverse. Inoltre ci sarà una filiera di platani nell'area confine con Via Laguggiari. Il progetto prevede inoltre la posa di nuovi lampioni a LED nel tratto di strada sempre lungo Via Laguggiari e un intervento di riqualificazione del muro di recinzione e del cancello in ferro. Un intervento che valorizza e rende ancora più attrattivo uno dei parchi cittadini, spiega l'assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, puntando ad arricchire il patrimonio naturalistico urbano della nostra città. Tempo di maturità all'Istituto Tecnico Tosi di Busto Arsizio, oltre 400 ragazzi e ragazze in festa per il tradizionale Diploma Day. Vediamo il servizio della redazione con immagini di Blitz.
Il coronamento di una carriera, quella scolastica, per i 423 diplomati dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio, dove mercoledì 12 luglio hanno celebrato con il Diploma Day, la tradizionale festa, questo traguardo. Oltre all'alto numero di studenti diplomati, la scuola vanta anche un certo numero di eccellenze. 27 gli alunni che si sono diplomati con 100 centesimi e 15 con addirittura il 100 e lode. La dirigente scolastica Amanda Ferrario e il vice Dennis Bignani hanno salutato per l'ultima volta i loro studenti. Il tema della serata è il volo, ha esordito la dirigente scolastica, perché vola solo chi osa farlo. Torniamo a Varese per una notizia per metà di cronaca e per metà di sport. Chiude la pista di atletica di Calcinati degli Orrigoni. Lo stop è di un mese, ma già monta la protesta. Vediamo il servizio di Marco Croci con immagini dell'agenzia Blitz. A rendere esplicita la comunicazione è un cartello affisso al cancello d'ingresso che lascia poco spazio a dubbi. Dal 31 luglio al 3 settembre l'impianto non sarà accessibile per chiusura estiva. È una vera e propria doccia gelata quella che si è abbattuta sugli atleti che frequentano la pista di Calcinati degli Orrigoni, fiore all'occhiello dello sport made in Varese. Per poco più di un mese, infatti, non potranno allenarsi nell'impianto riqualificato poco più di 4 anni fa. L'annuncio ha ovviamente fatto storcere il naso agli appassionati e ai professionisti di atletica leggera che per oltre 4 settimane non potranno allenarsi qui. Continuiamo con lo sport. Iniziata la campagna abbonamenti della pallacanestro Varese, il punto nel servizio di Giuseppe Sciascia con immagini dell'agenzia Blitz. Il cuore dei tifosi biancorossi batte subito forte per la pallacanestro Varese versione 2023-24. Oltre una cinquantina di supporters a fare la fila davanti al portone del parterre del Palasport di Masnago per l'apertura della campagna abbonamenti per la nuova stagione dell'Open Job Metis. Gente in coda fin da mezzogiorno, a partire da Claudio Colombo, l'abbonato numero 1, ormai abitué di queste corse alla tessera iniziale della campagna, così come il numero 3 Edoardo Scola milanese, mentre il numero 2 è stato il varesino Fabrizio Muselli. Gente in coda da parecchio tempo, nonostante ormai per il secondo anno ci sia la possibilità di effettuare il rinnovo anche online per chi era già abbonato la stagione scorsa, ma tanti non sfuggono comunque al rituale del ritiro della tessera a mano con tanta passione e tanta intensità per una squadra comunque ancora in divenire. Abbonamento fatto per fede, con metà Varese ancora da costruire, soprattutto un solo americano. L'auspicio di tutti i tifosi, praticamente l'unanimità, è quello di rivedere Markel Brown, la spina dorsale dell'Open Job Metis 2023-24. Stanno lavorando Luis Scola e Matt Brasi a Las Vegas. Rammarico ma composto per l'addio ormai scontato di Capitan Ferrero, in vista comunque di una campagna abbonamenti votata a superare nettamente le 2000 tessere della stagione passata. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.